Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Marcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i cavalli della prima corsa. Premio Malika LB, sono in 9 cavalli di 3 anni al via a reclamare per 15.000 euro. Con il numero 1 Camiost Gianni Targhetta, 2 Caviar Almas Edoardo Baldi, 3 Ciruli dei Greppi Alessandro Dettoris, 4 Calliope Marcello Di Nicola, 5 Cornelio P Davide Nuti, 6 Coffee Time B Riccardo Pezzatini, 7 Caruso Grad Marco Stefani, 8 Cortes dei Greppi Massimo Barbini, 9 Chris Allen Roberto Biagini. Problemi fase di allenamento per Cornelio P. Sbaglia Camionst e si parte con la velocità da parte di Ciruli dei Greppi che va al comando nei confronti di Caviar Almas. All'esterno è Coffee Time B che cerca di convergere lungo i birilli, c'è però la figura di Caviar Almas all'interno, allora andrà probabilmente a puntare in avanti Riccardo Pezzatini, sembra per il momento farsela davanti. Numero 4 Calliope squalificato. 14 e 6 per i primi 200 metri di corsa e Ciruli dei Greppi ha deciso di farsela all'avanguardia nei confronti di Caviar Almas, terza la corta e Cortes dei Greppi, deve ripiegare quarta Coffee Time B, avanti a Caruso Grad, quindi ancora Chris Allen e Cornelia OP. 29,5 per i primi 400 metri di corsa da parte della battistrada Ciruli dei Greppi, che viene così a completare i 600 metri in 45,7. In vantaggio Ciruli nei confronti di Caviar Almas, mentre risale all'esterno con decisione Caruso Grad, quale in progressione esterna si porta a diretto contatto della battistrada Ciruli dei Greppi. Resta sempre seconda la corda Caviar Almas, in seconda pariglia c'è Chris Allen, 1,5 per gli 800 metri iniziali. Ciruli dei Greppi è apparigliata da Caruso Grad quando siamo ormai al chilometro, passati in 1,16,8 dalla leader. Caruso Grad continua ad attaccare all'esterno, Caviar Almas seconda alla corda con anche la destra libera volendo, poi ancora Cortes dei Greppi e Chris Allen che sbaglia, ancora Coffee Time B e Cornelio P, mentre galoppa anche Caviar Almas. Chris Allen Ciruli dei Greppi intanto si continua a difendere dagli attacchi di Caruso Grad, si avvicina Cortes dei Greppi, poi Coffee Time B e Cornelio P lungo l'ultima curva, è in attesa Cortes dei Greppi di sferrare l'attacco in mezzo alla pista. Ciruli è ancora in vantaggio ma Caruso sta passando, Cortes che prova ad attaccare, Caruso Grad in vantaggio, arriva Cortes dei Greppi che va all'attacco del leader, Caruso in vantaggio ma Cortes dei Greppi è più fresco e viene a vincere nei confronti dello stesso Caruso Grad. Per il terzo sono vicini Cornelio P e Ciruli dei Greppi. 1,16,4 il ragguaglio cronometrico, 2,29 i 1.600 il ragguaglio cronometrico comprendente la partenza. Quello che fa risultare la vittoria di Cortes dei Greppi per Massimo Barbini, allenatore e guidatore, i colori del signor Franco Rossini. Lo rivediamo nelle immagini, il successo del numero 8 netto vincitore sul palo. Per il secondo posto ancora Caruso Grada che ha corso benissimo tutta strada all'esterno ma si deve accontentare perché Cortes era più fresco. Per il terzo posto Cornelio P viene a giustiziare in zona traguardo Ciruli dei Greppi.